Con mister De Rinaldis al termine dell'incontro il Sarzana espugna per 6-1 Grosseto, una bellissima vittoria quella del Sarzana che ha trovato un Grosseto in forte difficoltà, vi dà una bella spinta sempre più in alto nella zona playoff. Complimenti a tutta la sua squadra ragazzi, veramente una partita pregevole stasera. Io ringrazio e accetto, non faccio il modesto a tutti i costi, sono molto soddisfatto, devo dire, della prestazione della squadra, anche perché venivamo da una settimana pesante, domenica una sconfitta molto pesante col Trissino, giusta, mercoledì poi abbiamo giocato con Lodi, abbiamo perso in casa di 1 e siamo stati estromessi dalla Coppa Italia, quindi il rischio di subire un contraccolpo anche psicologico su una partita dentro e fuori era alto. Invece i ragazzi si sono compattati, si sono concentrati, hanno avuto un atteggiamento molto importante e devo dire che stasera hanno fatto una partita forse delle aspettative contro comunque sempre un'ottima squadra. Sì, noi ci siamo persi negli elogi nel primo tempo, soprattutto di Olmos che non conosciamo, un ragazzo molto giovane, e poi nel secondo tempo per tutta quanta la squadra, perché 6-1 è raro vederlo a Grosseto. Venivate da una bella batosta col Trissino, ma il Trissino è sempre comunque la squadra campione d'Italia e anche dall'impegno in Coppa Italia, quindi c'era anche il rischio un po' di scoria, un po' di stanchezza. Invece ho visto la squadra bella pimpante. Sì, paradossalmente delle volte dicono allenarsi, 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 dopo mercoledì con la delusione contro Lodi in Coppa Italia ho dato praticamente 2 giorni di libertà ai giocatori, ci siamo trovati venerdì mattina per un allenamento di rifinitura, abbiamo fatto un po' di video sul Grosseto, però devo dire appunto che soprattutto mentalmente hanno fatto una partita di grande carattere. Quello che riguarda Olmos è dal 7 di gennaio, adesso si può dire ha avuto un ematoma al cervelletto, è una cosa molto pesante che uno scontro di Montebello l'ha obbligata a non allenarsi per 15 giorni, quindi noi abbiamo perso il nostro giocatore insomma, di riferimento, il nostro goleador, seppur così giovane. Adesso sta tornando, si sta riallenando, ha delle potenzialità importanti e noi sappiamo che comunque Sarzana, come tanti altri che sono passati prima di lui, è solamente una stazione di transito, già probabilmente il prossimo anno non sarà più con noi, però noi ce lo porteremo sempre nel cuore e speriamo che la nostra esperienza da noi per lui possa servirgli. Allora, complimenti per la vittoria e in bocca al lupo per il resto del campionato. Vi ringrazio e buon lavoro a voi.